Prima di darvi conto delle tantissime pagine che oggi sui giornali quotidiani sono dedicate alle elezioni di domenica scorsa, vorrei così fare un flash su questa pagina, che è pagina 41 del Corriere delle Alpi di oggi, che parla di Feltre, di una cosa successa a Feltre qualche tempo fa, qualche anno fa a dir la verità, di cui oggi si vedono gli esiti in tribunale. Ci fu un malore in classe dovuto al consumo di droga. Una ragazza di 14 anni si era sentita male e 7 minorenni finirono nei guai, perché spacciatori con diverse posizioni, a dir la verità, dal punto di vista giudiziario. Adesso si arriva al processo, ripeto, e tutti quanti vengono posti così sul banco d'accusa questi ragazzi. Una ragazza aveva fumato marijuana e la sua confessione ha coinvolto gli amici. I legali hanno chiesto perdoni giudiziari e messe alla prova al Tribunale di Venezia. Questo è il titolo che lancia la notizia. L'ho scelta come notizia di apertura per oggi perché credo che il problema del consumo di droghe presunte leggere come la marijuana da parte dei ragazzi, in particolare da parte dei ragazzi, sia un problema davvero rilevante, intanto perché le canne possono essere la porta di accesso a droghe molto più forti anche, ma poi comunque l'idea che questi ragazzi consumino pericolosamente stupefacenti e poi magari entrino anche in classe, insomma sono delle abitudini assolutamente pericolose e che è giusto che abbiamo presente che capitano, che dobbiamo vigilare su queste cose e anche possibilmente cercare di limitarne la frequenza. Spacciavano marijuana tra gli studenti, racconta Gigi Sosso, il giornalista collega. 7 ragazzi feltrini sono stati denunciati alla procura dei minori dopo che una loro compagna di scuola aveva avuto tachicardia e allucinazioni in classe, preoccupando comprensibilmente la dirigente scolastica. I tempi del collegato tribunale veneziano non sono mai veloci e tutti nel frattempo sono diventati maggiorenni, ma nell'udienza di pochi giorni fa, successiva a quella del rinvio a giudizio, i difensori di fiducia Davide Fente e Giuseppe Fantuzzi hanno chiesto al giudice perdoni giudiziali, messe alla prova e stralci, rinvio al mese di aprile dell'anno prossimo per tutte le verifiche. Dunque si va avanti, la cosa è ancora lunga. La ragazza aveva 14 anni, frequentava la prima di un istituto di Feltre. Una mattina va a scuola, come al solito all'improvviso accusa un forte malore caratterizzato da tachicardia e allucinazioni. Subito viene soccorsa dal personale scolastico, malgrado qualche esitazione spiega che la colpa poteva essere della sostanza che aveva fumato e qui si scoprono gli altarini, ma si sa che questa cosa è molto frequente. A volte la polizia, le forze dell'ordine fanno dei controlli all'interno delle classi anche con i cani antidroga. Spesso i ragazzi fumano queste cose prima di entrare in classe. È proprio quello che era successo quel giorno a questa ragazza che si è sentita male. Ciò che aveva fumato le era stato offerto da un cugino alla fermata dell'autobus di fronte all'ospedale di Feltre, all'ospedale Santa Maria del Prato. La preside raccoglie tutte le informazioni necessarie, invia la segnalazione che fa scattare gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Feltre. I militari sentono la ragazza, mettono a verbale il fatto che alle 7:30 c'era un gruppo di ragazzi che faceva abitualmente uso di marijuana nella zona della pensilina del bus. Vedete, abitualmente uso di marijuana prima di andare a scuola magari, no? Diverse volte le era stato proposto di fare un tiro e quel giorno aveva accettato subito, perché nei giovani poi questi effetti anche sul cervello, anche non reversibili, sono molto amplificati, possono essere veramente gravi, è pericoloso. Subito sta ragazza aveva sofferto di capogiro e provato una sensazione di gonfiore agli occhi, ma non si era allarmata più di tanto. Aveva deciso di andare lo stesso a lezione con la speranza che si trattasse di un malessere passeggero. I sintomi invece sono aumentati invece di passare, fino al crollo e alla necessità dell'intervento dell'insegnante della bidella prima dell'arrivo della madre. Poi la madre l'ha portata a casa senza nemmeno passare per l'ospedale. Quando si è sentita meglio, la giovane ha contattato il cugino al cellulare chiedendogli cosa le avesse fatto fumare. La risposta è stata condensata in una parola: marijuana. Quello stesso giorno anche altri ragazzi della stessa compagnia avevano dato dei problemi a scuola tra improvvise intemperanze e strani stati di agitazione. Questo vale per chi crede che siano sigarette o poco più, no? Magari lo si fa credere.
ai genitori. Le indagini hanno riguardato 7 giovanissimi che cedevano dosi di marijuana a un prezzo che poteva andare da 5 a 20 euro, nella maggior parte dei casi ad altri minori. Adesso io lascio a voi la fine della lettura di questo articolo che, ripeto, sto prendendo da pagina 41 del Corriere delle Alpi. E abbiamo cominciato così la rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, che è martedì 27 settembre, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, Luigi Guglielmi, che oggi vi augura buona giornata e vi accompagna nella lettura dei titoli. Allora, il Corriere delle Alpi in prima pagina ha un titolone sul Nazionale: processo a Salvini. Diciamo che si dà già per digerita, anche se all'interno ci sono tantissime pagine di cronache, la vittoria, anzi il trionfo di Fratelli d'Italia, e si guarda cosa succede all'interno della Lega, perché soprattutto l'area est del nord, terra di origine della Lega, senza tanti giri di parole, accusa Matteo Salvini, dà a lui la colpa di questo sfacelo che si è verificato anche nel Veneto, anche nella leghistissima provincia di Belluno, dove sembra che la maggior parte della gente abbia virato verso Fratelli d'Italia. Quindi la colpa sembra essere di Salvini. Attenzione, perché se il Corriere delle Alpi è tradizionalmente più di sinistra, e potremmo immaginare appunto che invece che parlare della Meloni, ma lo fa all'interno, vada a vedere cosa succede a Salvini, o invece di parlare del tracollo o comunque del centro-sinistra rispetto alla valanga di Fratelli d'Italia, va a parlare di Salvini. Attenzione, vi dicevo, perché se andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino sul Nazionale, adesso ve la mostro subito, il titolo assomiglia molto a quello del Corriere delle Alpi, cioè il giornale, il Gazzettino, che sicuramente è più vicino come sensibilità all'area di centrodestra e Lega in particolare. Il titolo è questo: flop Lega, processo a Salvini. Quindi processo a Salvini sul Corriere è lo stesso titolo sostanzialmente. Vi dicevo del Corriere delle Alpi, e il titolo sotto questa immagine dedicata a Salvini è questo: Lega, disastro e rabbia, la base vuole spiegazioni, accuse al capitano, è il soprannome di Salvini, e lui ribatte: sono deluso ma non mi dimetto. Paghiamo l'appoggio che abbiamo dato a Draghi, però resta il fatto che in regione è stato perso 500.000 di voti rispetto al 2018, e Zaia ha detto: chiediamoci perché. Si sa che le sezioni della Lega sono commissariate, da tempo la Lega locale chiede congressi, chiede di smetterla con i commissariamenti, e la linea comunque di Salvini, ieri Baffo da re della Lega ha detto che dopo il papete Salvini ha sbagliato tutto, e questi sarebbero i risultati. Ecco, insomma, questo sono sostanzialmente le posizioni, ma dopo vediamo un attimo i titoli anche all'interno. Invece sul lato insomma, sotto la testata: Meloni, festa ovunque, in Veneto è una valanga. Vedremo qualche numero, poi veramente un'affermazione incredibile, al di là del fatto che c'è stato questo crollo dell'affluenza alle urne, cioè l'idea che un terzo della popolazione non abbia votato, insomma, getta una macchia, no, di inquietudine sull'andamento di questo risultato elettorale. C'è poco da fare. Bufera PD, Letta se ne va, non sarò più segretario. E poi si guarda nelle file del centrodestra: De Carlo in solitaria, porto in Senato la voce del territorio. In realtà come riferimento i bellunesi possono avere anche Marco Osnato, che è eletto a Milano, ma la sua famiglia è di Belluno, lui è di Belluno, e infatti viene intervistato dal Corriere, lo vedremo più avanti. L'affondo di Fistarol, sinistra, quindi senza un bipolarismo il PD non ha futuro. Però all'interno del centro-sinistra c'è stato un exploit, perché Perenzin, il sindaco che ha appena cessato il suo mandato a Feltre ed era candidato per Palazzo Madama, quindi per il Senato, è fuori per un soffio, per un pelo, nonostante lo scarso risultato del PD.
scusate, della sinistra, del gruppo di centrosinistra, insomma, lui era con Sinistra Italiana, per un pelo Perenzin non ce l'ha fatto, per un soffio non ce l'ha fatta. Osnato, vi dicevo prima di Osnato, l'altro bellunese che è stato eletto a Milano ma è bellunese, lancia Dario Bond, che può restare, secondo lui, a capo dei fondi di confine. C'è un certo desiderio, a quanto pare, di mantenere una continuità per quanto riguarda anche la provincia di Belluno, perché vedremo dentro, De Carlo ha subito cercato i colleghi anche degli altri partiti per vedere un po' di tirare le fila sui discorsi, no? Questo è un atteggiamento molto positivo, credo di poter dire, no? Quindi speriamo bene, speriamo che si vada avanti così, non buttando alle ortiche il lavoro che è stato fatto. Insomma, anche quest'idea di Bond, che se ha lavorato bene ai fondi di confine può restare lì, mi sembra un buon segnale di disponibilità. Fratelli d'Italia lo sta dimostrando anche verso la regione del Veneto. Se guardassimo i pesi del nazionale, potrebbe ridiscutere totalmente gli assessori, gli incarichi all'interno del Veneto, dove è tutto sbilanciato verso Zaia, ma adesso gli equilibri sono totalmente diversi, insomma, anche se, ricordiamoci, l'abbiamo detto tante volte, queste sono state elezioni politiche, non erano le regionali. Ricordiamoci che alle regionali la Lega aveva potuto votare Lega oppure la lista Zaia, e la lista Zaia, se non ricordo male, aveva raccolto il triplo della Lega, comunque una quantità di voti pazzesca rispetto alla Lega. Se vogliamo, quindi, cos'era, 2020, 2 anni fa, alle regionali, già allora si è visto che la Lega nel Veneto come simbolo era in crisi, la gente ha votato soprattutto Zaia, questa è la verità. Belle notizie, Pieve di Cadore, l'elisoccorso sarà in volo fino alle 21, da giovedì prove in notturna, un passo verso il volo notturno H24, da giovedì l'elisoccorso Falco sarà operativo dalle 9 alle 21 dalla base di Pieve. Mano a mano che si consoliderà il team provvederemo ad allungare l'orario a tutta la notte, lo dichiara la direttrice generale dell'ULSS 1 Carraro. Quindi buone notizie che vengono tra l'altro appunto dalla voce ufficiale. C'è il lancio qui in prima su quella notizia che ve l'ho detto prima da Feltre, ma loro in classe dopo lo Spinello, 7 minorenni che adesso sono maggiorenni finiscono nei guai perché il processo va avanti e potrebbero ricavarne delle conseguenze giudiziarie. A me viene da dire, giusto così, si gioca col fuoco, non si deve fare, la legge lo proibisce, è giusto che venga proibito. Allora, ci sono tante pagine con i risultati delle elezioni. Questi due semicerchi che vi mostro qui rappresentano il nuovo Parlamento. Il blu vuol dire Fratelli d'Italia e basta, non serve che io aggiunga parole, insomma. Anche la rappresentanza in Parlamento è di stragrande maggioranza assegnata al partito di Giorgia Meloni. Ci sono interviste di tutti i tipi qui sul Corriere, se volete andare a vedere. C'è visto dal Nazionale l'assedio anti-Salvini, ora i congressi, non mollo. Si apre anche il caso Lombardia, Fontana rischia la ricandidatura e Bossi rischia l'esclusione per un complicato gioco di resti, potrebbe restare fuori dal Parlamento. Sono rimasti fuori di poco i candidati della Bonino per un pugno di voti a livello regionale, 10.000 voti, per questo hanno chiesto il riconteggio per essere sicuri. C'è stato un'affermazione forte dei 5 Stelle guidate da Conte. Questa probabilmente è stata una sorpresa. Conte è disposto a parlare col PD, ma solo dopo che Letta si sarà fatto da parte, insomma, e questo è nel destino di quel partito sicuramente, perché è stato detto da Letta stesso che lui non si ricandida. Nel Veneto la Lega perde 500.000 di voti, è il titolone di pagina 12, e andiamo avanti velocemente come stiamo facendo adesso a cercare qualche titolo un po' più significativo per noi. La Liga, cioè la parte della Lega che era la Lega Veneta, che poi è confluita nella Lega Nord e che poi ha perso anche il Nord perché Salvini l'ha voluta fare Lega Nazionale. La Liga processa Salvini e Stefani, dimissioni e congresso regionale, questa è la richiesta. Da re, baffo, che vi dicevo da prima, dal Papete in poi ha sbagliato tutto, lasci a Fedriga, quindi il presidente della regione del Friuli potrebbe essere il successore di Salvini a livello nazionale, e Marcato, assessore regionale, è la cronaca di un disastro.
senz'altro annunciato. Queste parole le ha scritte addirittura su Facebook in tono lapidario l'assessore veneto, che sono mesi e mesi o anni che critica la linea di Salvini, e adesso si dà ragione, insomma, no? per quanto affermato in questi anni. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati c'è la tabella. Nella circoscrizione di Veneto-Treviso e Belluno Fratelli d'Italia raccoglie il 32%, la Lega il 14%, Forza Italia al 6%, e poi vediamo i principali. Partito Democratico al 16%, quindi è il secondo partito davanti alla Lega, e poi gli altri sono tutti sotto. Adesso non sto qui a leggervi i numeri, vi prego comprate i giornali per vedere nel dettaglio, perché ci sono tantissimi materiali da esaminare, no? C'è una foto anche di Nordio, l'ex magistrato, che potrebbe finire alla giustizia o come ruolo tecnico o addirittura come ministro, e poi andando avanti capite bene, insomma, che trovate tantissimo materiale. Si arriva alle pagine bellunesi con la zoomata, insomma, su che cosa significa per Belluno questo giro elettorale. Belluno al Lumicino a Roma, perché c'è De Carlo, solo De Carlo, più ripeto Marco Osnato, se vogliamo, eletto a Belluno. Vi leggo di pagina 27, che è una grande intervista di Irene Aliprandi all'ex parlamentare Maurizio Fistarol di sinistra. Vi leggo solo questa frasetta che viene estrapolata di Fistarol: non è grave passare da 6 parlamentari a 1 a Roma, la cosa importante è che chi va a Roma deve contare, e De Carlo è uno che conta. Lo dice Fistarol, e anche qui, insomma, che si tratti di affermazioni di fair play o comunque oggettive, insomma, fatto sta che c'è questi segnali così di dialogo che senz'altro fanno pensare bene. Insomma, siamo anche stufi, no? Di vedere polemiche sul nulla. De Carlo a valanga, Olimpiadi, fondi di confine e crediti di carbonio sono i primi file al Senato. Il coordinatore di Fratelli d'Italia, unico bellunese doc a Roma, risultato ottimo, ma non so se avrò un ruolo di governo. Crosetto, che è stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, qui a Belluno aveva detto che lo avrebbe visto anche come ministro, no? Quindi, insomma, questo approfondimento. Perenzin fuori per un soffio, sfuma l'elezione al Senato, come dicevamo, ci rappresenterà Belluno, manda Bisa alla Camera, la montagna è una mia priorità. La candidata trevisana, che è stata eletta per il centrodestra, e quindi dice di voler rappresentare anche Belluno. Domenech lascia dopo 10 anni, tanta la stima dai cittadini. E poi ancora Osnato, eccolo qui: ai fondi di confine può restare Dario Bond. L'esponente di Fratelli d'Italia vive a Milano, ma la sua famiglia è a Belluno. È stato confermato alla Camera nel collegio più difficile della Lombardia. Vi confesso una piccola cosa, so che Marco anche se la ricorda bene. Marco Osnato, quando ero giovane, non avevo ancora finito l'università, avevo fatto una supplenza al liceo Tiziano a Belluno, e Marco Osnato era stato a quel tempo mio alunno nella quinta ginnasio di allora, e da quel tempo, insomma, siamo rimasti in contatto, quindi gli faccio anche da qui i complimenti. Poi ci sono le tabelle. L'Italia ha deciso il primo piano su Belluno, i voti ricevuti dai vari partiti, e si nota qui che su Belluno, probabilmente trainato dalla stima di cui gode la candidata Cassol, il PD è riuscito ad andare al 22,7%, cioè un voto significativamente alto, diciamo, rispetto a quello che si è visto in giro, no? Al voto complessivo provinciale, insomma, del PD. Quindi un buon risultato, credo trascinato appunto dalla candidata Cassol. E poi ci sono altre notizie di carattere regionale. Poi su Belluno l'elisoccorso che amplia l'orario da giovedì. Io sul Corriere mi fermo, adesso passiamo. No, vi voglio segnalare questo ancora. La famosa, mitica guida rossa su Belluno dell'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Don Sacco praticamente, viene riedita, ampliata, aggiornata, e sarà
sarà sicuramente un libro presente su molti scaffali dei bellunesi, così come era presente la guida nella versione precedente. Ruba 4 telefoni in discoteca a Salce, ma perde la carta d'identità nel parcheggio ed è stato quindi identificato e preso. L'uomo è stato subito individuato dopo che una delle vittime aveva trovato per terra il documento nel parcheggio. Salto alla prima del Gazzettino di Belluno, che vi faccio vedere tra un secondo. Permettetemi di saltare con lo sfogliatore tutta la parte del Nazionale. Eccoci qui. De Carlo, un futuro nel governo, si fa riferimento a quello che vi dicevo prima, no? Il sindaco di Calalzo, indicato da Crosetto come possibile ministro, a disposizione, per ora mi godo la vittoria di Fratelli d'Italia. Cerca subito, questo vi dicevo prima, no? De Carlo cerca subito la collaborazione degli ex parlamentari Bond di Forza Italia e De Menec del PD, e non lascerò il municipio fino al 2024. Quindi insomma, ripeto, segnali di continuità ma anche di collaborazione, ne abbiamo bisogno folle, quindi speriamo che si vada avanti in questa direzione senza buttare all'aria quello che è stato fatto e cercando una continuità su ciò che va salvato, su ciò che di buono è stato costruito. Il PD primo in 4 comuni, testa a testa a Belluno, l'escluso D'Incà, il ministro, saluta la Camera, tornerò a lavorare. Bottacin, serviva un candidato del territorio, parlando della Lega. In città De Pellegrin servono subito misure concrete, le roccaforti del voto a destra sono in Cadore e Ampezzo. Luxottica e Sest, è un dato di fatto, rubano, tra virgolette, dipendenti alle case di riposo. Piuttosto che fare l'osso in casa di riposo è più attraente alla fine andare a lavorare in fabbrica. Questo pensano molte persone, e però queste strutture di ricovero soffrono da pazzi per queste fughe, diciamo tra virgolette. Pieve di Cadore, parte anche il volo notturno, Falco sarà operativo fino alle 21. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, buon martedì 27 settembre da Luigi Guglielmi, ciao a tutti.